Tante le iniziative organizzate per la festività del Santo Natale in città e anche in provincia, una rissa in un locale del centro storico tra i giovani. Inaugurata la nuova sala operatoria ad Agrigento, a Realmonte è consegnato il teatro per il suo restauro, positivo il bilancio 2022 del Genio Civile di Agrigento, l'ANCE interviene sul nuovo codice degli appalti. Affollata e partecipata convention natalizia della nuova DC, al centro la riproposizione delle province nella regione, presenti i 2 assessori regionali Albano e Messina, conclude il suo leader Cuffaro. La Fortitudo vince contro il Forte Trapani e si attesta a 14 punti, il prossimo incontro il 4 gennaio contro l'Avanoli di Cremona. Il 30 dicembre il Parrondeni terrà una conferenza stampa di fine anno. Benvenuti con l'appuntamento classico di TV Notizie dopo il Santo Natale. Trascorrono le festività del Natale, destinazione Agrigento Natale 2022, che viaggia ormai verso l'evento clou del programma, ovvero lo special J7 in Piazza Stazione con Achille Lauro, ma tante le iniziative che si sono svolte e tante quelle che si faranno ancora. Il servizio. Trascorse le festività del Natale, la rassegna Destinazione Agrigento Natale 22 viaggia ormai verso l'evento clou del programma, ovvero lo special DJ set in Piazza Stazione di Achille Lauro la notte di Capodanno. Ampio successo e partecipazione di pubblico hanno riscosso le iniziative a cavallo tra il Natale e la carrozza di Babbo Natale e l'esibizione degli artisti di strada in un centro cittadino e poi il concerto del quartet folk nella chiesa di San Domenico. Oggi, martedì 27 dicembre, nello spazio al Palamongada dalle ore 16 in poi con il torneo di basket Fortitudo X-Man League, poi ancora ad Agrigento al Circolo Empedocleo lo spettacolo Silent Night, Voci del Suoni del Natale. Si prosegue domani mercoledì 28 alla Biblioteca Lucchesiana con la presentazione del libro Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco e sempre domani al Teatro Pirandello il concerto All the Gospel Night con i pionieri del genere From Chicago USA, l'evento Mediterranea Padel Club al centro sportivo Maracanã alle 20:30 e ancora al Teatro Pirandello giovedì sera 29 dicembre, tanto atteso, il concerto di Osvaldo Loiacono, Le Note dell'Anima. Il calendario completo dell'attività è consultabile nelle pagine Facebook Destinazione Agrigento e nelle app disponibili sul Play Store. Ricordiamo che la rassegna natalizia Destinazione Agrigento è organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, il Distretto Turistico Valle dei Templi, l'Ente Parco della Valle dei Templi e sostegno del Ministero del Turismo, Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Anche a Fontanelle le iniziative organizzate dalla parrocchia di San Nicola durante le festività natalizie. Ha seguito per noi gli eventi Eugenio Cairone. In una lettera ai parrocchiani, il parroco di Fontanelle, Don Andrea Militello, lo scorso anno aveva scritto a Natale che ognuno deve fare la sua parte e ognuno deve sentirsi parte di una comunità. Un invito chiaro per uscire dall'apatia. Ebbene, tracciando il bilancio sul Natale 2022 a Fontanelle, diciamo che a fare la loro parte sono stati la chiesa di San Nicola, guidata proprio da Don Andrea, e il comitato di quartiere presieduto da Vito Lauricella. Si deve alla parrocchia e al comitato, infatti, se a Fontanelle il Natale è trascorso secondo la tradizione, con le novene in punti diversi, con canti e suoni che hanno preceduto la festa, conclusa con la messa di mezzanotte. A sorpresa presente anche Babbo Natale. Un plauso va sicuramente ai musicisti per la loro bravura. Parlavamo del bilancio sulla festa più bella trascorsa nel più grande quartiere di Agrigento ed è giusto ribadire, tracciando appunto il bilancio, che tutto è stato frutto della voglia di dimostrare che basta davvero poco per non essere soli. Bisogna però dire che Fontanelle non ha ricevuto le giuste attenzioni neppure a Natale da parte del comune, con le strade lasciate invase dalle erbacce. Le foto sul degrado diffuse da un'associazione sono state il dito nella piaga.
Tutto vero, purtroppo. Ecco allora subentrare la parrocchia, luogo non solo di preghiera, ma punto di riferimento, unico punto di riferimento in assoluto, con un giovane parroco che fin dal suo arrivo si è dimostrato affabile e disponibile. Grazie a lui e ai volontari che lo hanno collaborato, anche a Fontanelle si è respirata aria di festa. Anche a Raffadale ha organizzato diverse manifestazioni per il Santo Natale, noi eravamo sul posto. Abbiamo voluto, insieme a un gruppo della parrocchia, organizzare il Natale nei quartieri, quindi ogni giorno nelle varie novene abbiamo scelto 8 quartieri e per ogni quartiere abbiamo dato una tematica solamente e poi abbiamo lasciato libera fantasia al quartiere stesso di organizzarsi per come potevano ed è stata molto riuscita, non ce l'aspettavamo neanche noi organizzatori come comunità parrocchiale e beh, questa sera è la serata conclusiva perché tutte le varie scene che hanno fatto in queste serate sono tutti qui e c'è pure la scena chiaramente conclusiva della Sacra Famiglia con l'arrivo appunto della Sacra Famiglia. Quindi una bella iniziativa, diciamo, per la comunità. Assolutamente sì, devo dire che è stata abbastanza appresa con tanto entusiasmo, amore, dedizione, servizio, tempo, i quartieri, i vari quartieri ecco, stanno passando anche, appunto. Sì, i quartieri ci sono anche. Che cosa si sta rappresentando? La Sacra Famiglia, in questo momento è l'arrivo della Sacra Famiglia, Maria e Giuseppe che chiedono ospitalità nelle varie locande e che non trovano ospitalità appunto e quindi E l'arrivo è previsto dove? l'arrivo alla capanna, poi arrivano alla capanna e ci sarà l'annuncio dei pastori, la nascita, poi sarà anche l'esibizione di una classe della scuola, poi ci sarà un momento di preghiera e poi la degustazione offerta dalle varie attività commerciali del paese, tutto offerto questa sera grazie veramente alla collaborazione di tante attività commerciali e devo dire un grande grazie a tutti perché questa manifestazione di quest'anno, il novena di Natale nei quartieri a Presepe Vivente, è stata realizzata grazie solo ed esclusivamente all'interesse del popolo di Raffadale. In maniera molto disinteressata ognuno ha dato il suo apporto e il suo approccio, proprio perché il popolo ha bisogno di questo, ha bisogno di organizzarsi, aveva bisogno di riunirsi, di radunarsi e ha capito che anche da soli può fare tanto e questo è. Anche a Realmonte si mobilita in occasione delle festività natalizie
E l'amministrazione comunale, con a capo il sindaco Sabrina Lattuca, ha organizzato la consegna dei regali di Natale agli alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte in un clima di grande festa accompagnato da canti e sonorità natalizie. Babbo Natale è arrivato a scuola accompagnato da un corretto siciliano, colmo di doni per i bambini. E sempre in tema di Natale anche le iniziative, quelle effettuate dalle poste italiane, migliaia le letterine per Babbo Natale, tutte scritte ancora a mano. In Sicilia le missive sono migliaia dirette al Polo Nord, raccolte nelle scuole o transitato dai canali dell'azienda postale nelle speranze e le richieste dei bambini. La fine del conflitto in Ucraina. C'è un video. Qual è il tuo desiderio per Natale? Per Natale il mio desiderio sarebbe che le guerre non ci fossero più, così l'Ucraina e la Russia ritornassero ad essere amiche. Caro Babbo Natale, io voglio che i grandi ricordino di essere stati bambini, che i bambini non soffrono più perché che questa guerra finisca e che le persone imparino ad amarsi, rispettarsi. Vorrei anche che la guerra finisca presto, perché è brutta e porta dolore. E anche la città di Messina ha festeggiato il Natale dei poveri, eravamo sul posto. L'attenzione verso i senza fissa dimora è costante, la sua presenza alla stazione centrale, che è un luogo di frontiera, può essere definito, è un luogo anche di sofferenza dove tante persone lì cercano un riparo d'inverno, cercano anche un incontro. Qual è la situazione nella nostra città? Allora, la situazione è migliorata tantissimo negli ultimi tempi grazie alla rete che si è venuta a creare con i servizi sociali, con la Polfer, la Polizia Ferroviaria, noi della Cappellania come Fraternità dei Frati Minori e anche le diverse associazioni. Grazie a Dio molti sono andati nei vari centri di accoglienza, Casa di Vincenzo, via Aurelio, Casa Aurelio scusate, a Provinciale o a Cristo Re, qualcuno purtroppo è ricoverato in ospedale, quindi la situazione, la presenza in stazione è andata un po' a scemare, anche se ogni sera abbiamo un blocco di 30 persone che vengono a prendersi il cibo, però devo dire che è tutto sotto controllo, grazie appunto a questa presenza costante della rete caritativa che c'è a Messina. I francescani di strada del santuario di Lourdes, ma la Croce Rossa, la Medio Hospes, la Sant'Egidio e così tutti gli altri fanno un servizio costante, non è che improvvisamente a Natale diventano più buoni, diventiamo più buoni. La carità va fatta ogni giorno e va fatta con intelligenza e quello che bisognerebbe evitare è l'assistenzialismo, perché bisogna mirare alla promozione e al dare la dignità umana agli esseri umani che incontriamo quotidianamente ogni sera. La povertà educativa consiste nello stare accanto, non nel necessariamente dare qualcosa. Io dal punto di vista cristiano e dal punto di vista evangelico faccio un riferimento che quando Gesù dice agli apostoli date voi stessi da mangiare, dobbiamo dare noi stessi il nostro tempo, camminare con loro, perché è facile dare la borsa della spesa.
però poi quello che veramente serve a loro è una dimensione affettiva, è una dimensione relazionale che a volte manca, e attraverso l'amicizia si può fare un cammino di uscita dalla strada ed inserimento nei centri d'accoglienza e poi nelle varie comunità se qualora ci fosse bisogno. E purtroppo durante la notte di Natale una rissa è avvenuta nel centro della città, in piazza San Francesco. Un filmato è stato diffuso dal Codacons di Agrigento, che chiede più controlli anche in vista del concerto di giorno 31 il servizio. Una violenta rissa è avvenuta nel cuore cittadino di Agrigento, colpi di sedia a Natale in piazza San Francesco, e grazie alle immagini diffuse da Codacons di Agrigento tramite il suo responsabile provinciale Giuseppe Di Rosa, girate da un passante, si può vedere come i ragazzini, per lo più minorenni, se la sono dati di santa ragione. All'incirca erano le 2 di notte, quella di Natale, senza che sia intervenuto nessuno a fermarli. Nella sua nota stampa Di Rosa afferma come: la violenta rissa di piazza San Francesco, testimoniata dalle immagini nelle quali si vedono giovanissimi darla di santa ragione distruggendo un locale pubblico, dimostra, laddove ce ne fosse bisogno, che non serve dare orari di chiusura ai locali, perché i violenti restano in strada a fare le proprie scorribande. Il problema, continua Di Rosa, è e resta quello dell'assenza di controlli. Lo avevamo detto quando abbiamo sposato la proposta dei gestori di dotarsi di vigilanti, e lo ribadiamo, continua Di Rosa, anche adesso. Agrigento sconta purtroppo l'assenza di una seria politica di controllo del territorio, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, conclude Di Rosa. Quando sono intervenuti i carabinieri del pronto intervento del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agrigento, tutto era già terminato, ma certamente grazie ai filmati i responsabili saranno identificati al più presto da chi di competenza. E l'attenzione del Codacons si sposta pure sul Capodanno. Lo stesso Giuseppe Di Rosa interviene in merito all'evento di Piazza Marconi, che attirerà giovani e meno giovani, sollecitando il Comune a rivedere l'ordinanza sulla chiusura dei locali, almeno per i giorni 30 e 31 dicembre, ad aprire i bagni di Piazza Taglialavoro, dei sottopassaggi e della Villa Bonfiglio, e chiede al prefetto l'utilizzo delle associazioni di protezione civile e delle forze di polizia locali di altri comuni. I nostri, chiede l'esponente del Codacons, sono alcuni spunti. Bene, inaugurata la nuova sala operatoria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ci sono delle interviste. Dottore Zappia, l'inaugurazione del nuovo complesso operatorio fa crescere la qualità e la quantità delle prestazioni erogate dal San Giovanni di Dio di Agrigento. È un bel momento, è una bella pagina. Noi siamo ben coscienti che questo è l'inizio di tante cose che vanno fatte nelle altre sale operatorie. Però oggi ci prendiamo la soddisfazione, assieme ai direttori che lavorano qui, di vedere la possibilità di poter lavorare in un ambiente così bello e così funzionale dal punto di vista tecnologico avanzato, e quindi siamo ben felici di poter oggi inaugurare questa sala. Sappiamo anche che a partire dal mese prossimo dovremmo darci da fare per continuare nelle altre sale e nell'immediato di poter adeguare dal punto di vista tecnologico quelle altre sale, visto che se non riusciamo a farlo dal punto di vista strutturale, significa mura e altre divisioni, almeno puntare subito su quella che è la tecnologia. Direttore Mancuso, l'inaugurazione di oggi è una conquista per la sanità agrigentina. Dicevo che, l'ho detto poc'anzi, oggi con l'inaugurazione di questa bella sala operatoria vediamo una luce, una delle luci in fondo al tunnel, che in questo momento ci fa ben sperare per il futuro. Continueremo ovviamente a implementare ulteriormente le attività chirurgiche e quindi dotarla delle attrezzature e quant'altro, perché abbiamo l'obiettivo di giungere alla realizzazione dell'utilizzo della robotica in ambito chirurgico. Rendere operativa quest'ulteriore sala chirurgica rende questa struttura ospedaliera ancora più efficiente, ancora più efficace nelle prestazioni chirurgiche che regolarmente vengono erogate, consentendo una migliore ottimizzazione degli spazi e una maggiore qualità di prestazioni erogate, e contemporaneamente anche un incremento dell'attività chirurgica dell'ospedale, anche a supporto di
tutti i pazienti del territorio e anche per consentire un abbattimento delle liste d'attesa che sicuramente nel periodo della pandemia hanno subito un rallentamento, e oggi è importante recuperare il gap determinato dalla pandemia. Oggi è un giorno importante perché inauguriamo una nuova sala operatoria all'interno del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Agrigento. È un grande traguardo raggiunto dopo anni e anni di sacrifici, progettazione e tante maestranze, tante capacità che messe insieme hanno potuto realizzare tutto questo. E si aggiunge a un blocco operatorio che già di sé lavora parecchio, lavora tanto, con tanta produttività, con il raggiungimento di grandi obiettivi. Questa inaugurazione è propedeutica e serve anche da battistrada per l'apertura di una nuova era, una nuova epoca nella quale pensiamo di ristrutturare per intero il blocco operatorio e renderlo più moderno, più tecnologicamente avanzato, per rispondere a quelle che sono le esigenze di una medicina del 2022 che non è più quella di 20 anni fa. Quindi che sia da monito e da grande spirito di rinnovamento e di crescita per il blocco operatorio e per il presidio ospedaliero del San Giovanni di Dio di Agrigento. A Realmonte è consegnato dal primo cittadino Lattuca il Teatro Costa Bianca per un intervento di ristrutturazione, restauro ed adeguamento funzionale. Le interviste. Ci siamo, abbiamo consegnato il teatro alla ditta aggiudicataria dei lavori di riqualificazione che partiranno giorno 9 e che avranno fine a giugno. Noi abbiamo sotto questo profilo rappresentato la necessità, del rispetto dei termini per la programmazione estiva del Costa Bianca. Estate appunto. Ci tengo a sottolineare che questo è il risultato di una sinergia, di un'amministrazione in cui sono stata assessore e l'amministrazione che oggi rappresento col mio gruppo. Per questo voglio ringraziare anche l'assessore Fugallo, che è l'assessore ai lavori pubblici, che ha lavorato con me senza soluzione di continuità. Siamo in una direzione che è quella della bellezza, dove il rispetto per l'ambiente, la rettitudine, la legalità non sono solo termini, ma sono quello che viene messo in pratica ogni giorno. Ecco, questo è un teatro, è il luogo della cultura per eccellenza e si parte da qua per la realizzazione di infrastrutture locali che ospiteranno sempre più spettacoli, sempre più rassegne, sempre più attività culturali che oltre a farci crescere dal punto di vista culturale ci fanno crescere con il loro indotto dal punto di vista economico. I lavori riguarderanno la rifunzionalizzazione del Teatro Costa Bianca. Gli interventi prevedono alcuni lavori di rifacimento di opere interne all'interno della struttura per consentire un miglior utilizzo da parte degli attori che saranno presenti nella stagione teatrale e una rifunzionalizzazione di quello che è la parte esterna del teatro attraverso la pulitura di quelle che sono le sedute e il palco, la rifunzionalizzazione delle strutture del teatro e quant'altro necessario per rendere nuovamente funzionale al pieno il Teatro Costa Bianca, che negli anni è stato oggetto di diverse manifestazioni di una certa rilevanza. E il Genio Civile di Agrigento traccia il suo bilancio sulle opere pubbliche effettuate in provincia di Agrigento, oltre 16 milioni di euro impegnati per la progettazione. Il servizio. Bilancio consuntivo delle tante attività svolte dall'Ufficio della Regione nel corso del 2022 da parte del Genio Civile. 8 interventi per la pulizia e il ripristino della sezione idraulica dei corsi d'acqua, 11 lavori di manutenzione su altrettante strade provinciali e comunali, la riparazione della scogliera e del muro paraonde del molo di ponente del porticciolo di San Leone, i lavori necessari per la prossima riapertura del Teatro Samonà di Sciacca. Sono questi i più importanti lavori eseguiti dal Genio Civile di Agrigento durante il 2022, unitamente all'avvio della progettazione esecutiva della Mare Monti, un'arteria importante per collegare la viabilità principale ai comuni dell'entroterra del versante dei Monti Sicani, per la realizzazione della quale saranno investite risorse per un importo complessivo di circa 123 milioni di euro.
Anche il 2022, afferma in una nota stampa il capo del Genio Civile di Agrigento Rino Lamendola, è stato un anno molto intenso, durante il quale, grazie alle risorse stanziate dall'uscente governo regionale Musumeci, in parte dal subentrante governo Schifani, abbiamo eseguito una serie di lavori per un importo complessivo di circa 16 milioni di euro. Contestualmente, continua Amendola, abbiamo intrapreso una notevole accelerazione all'attività ordinaria, garantendo così l'efficienza dei servizi nell'ambito delle concessioni per l'uso delle acque sotterranee e delle autorizzazioni in materia di impianti elettrici. Abbiamo contribuito al rilancio del settore dell'edilizia, depositando e autorizzando complessivamente nel corso dell'anno ben 1852 progetti di edilizia pubblica e privata. Non sono mancati una serie di controlli sul territorio, continua Lamendola, hanno prodotto 77 provvedimenti di sospensione dei lavori e di segnalazione all'autorità giudiziaria di costruzione eseguite in violazione alle norme sismiche. Per quanto riguarda la manutenzione del reticolo idrografico provinciale, gli interventi sono stati eseguiti per ridurre i rischi di esondazioni e alluvioni. Hanno interessato il fiume Ipsas, il tratto Agrigento e Grotte, il fiume Mera, la zona di Licata, i torrenti con Salamone, il tratto Monte Asciacca Cannatello Agrigento, Contrada Finocchio a Menfi, Fiume Vecchio della Palma e Mollarella a Licata. Quindi, nell'ambito delle infrastrutture nel corso dell'anno, il Genio Civile ha eseguito 11 interventi di manutenzione della rete stradale provinciale, abbandonata da diversi anni, soprattutto a causa dell'eliminazione delle province, che sono state trasformate in liberi consorzi con risorse molto limitate. In particolare, i lavori di manutenzione realizzati dal Genio Civile hanno interessato le strade provinciali Ribera Cianciana, Portella Sciacca Luccasicola e la Luccasicola Bivona, collegamento Naro Campobello di Licata, collegamento del centro abitato di Agrigento, l'importantissima arteria con l'ospedale San Giovanni di Dio o con la strada provinciale numero 15. Ai lavori sui corsi d'acqua e sulle infrastrutture si aggiudicano anche i lavori per la manutenzione delle 3 sedi dello stesso ufficio della Regione e del Teatro di Sciacca. Questi ultimi saranno completati entro il prossimo mese di aprile per consentire finalmente la riapertura delle attività convegnistiche, congressuali e concertistiche da svolgere nell'opera di architettura progettata dal celebre architetto Giuseppe Samonà. E sul nuovo codice degli appalti interviene Salamone, presidente dell'Ance di Agrigento. I politici si scontrano ma non ascoltano gli imprenditori, serve un tavolo comune per contrastare la corruzione. Sentiamo l'approfondimento. Nuovo codice degli appalti, un favore alla mafia? Non lo sappiamo, ma è troppo permeabile alla corruzione. Ad intervenire nel dibattito innescato in questi giorni sulla norma approvata dal Consiglio dei Ministri del governo Meloni, ma realizzata dal precedente governo di Mario Draghi, è il presidente provinciale dell'Ance Costruttori di Agrigento Carmelo Salamone. Ormai da alcuni anni, spiega Salamone, continuiamo a denunciare in solitudine, nel totale disinteresse della politica nazionale, come il nuovo sistema di norme connesso all'aggiudicazione dei lavori pubblici non agevoli la trasparenza e la libera concorrenza. Allora come ora, continua Salamone, siamo stati lasciati soli, pur se purtroppo numerosi arresti di funzionari pubblici e amministratori infedeli ci davano ragione. Per questo, continua Salamone, stupisce la presa di posizione del deputato del PD Anthony Barbagallo, di cui non ricordiamo dichiarazioni su questa vicenda da segretario regionale del Partito Democratico, quando gli imprenditori contestavano le bozze del nuovo codice al governo Draghi. Allo stesso modo, continua Salamone, troviamo fuori luogo, per non dire preoccupanti, le dichiarazioni fatte a Lampedusa dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il quale ha risposto: ma non scherziamo, a chi poneva il dubbio che il nuovo codice degli appalti fosse appunto un favore alla mafia. Crediamo che l'esponente del governo Meloni stia prendendo sotto campo una vicenda che ha invece una ripercussione enorme, non solo sull'economia dell'isola, ma anche sui tanti imprenditori onesti per questa terra. Per Salamone, presidente dell'Ance Agrigento, resta un divario oggi non colmabile tra chi fa politica e chi fa parte della cosiddetta società civile. Nonostante lo abbiamo richiesto più volte a gran voce, spiega Salamone, non abbiamo mai potuto partecipare ai tavoli in cui si ragionava delle iniziative legislative che riguardano il settore. La conseguenza è che questa
hanno sempre risposto solo a logiche politiche e sono state ben lontane dalla necessità di chi fa impresa in modo onesto. Per questo torniamo a chiedere di essere convocati per fornire un contributo effettivo alla riforma del settore. È necessario, conclude Salamone, presidente dell'ANCE, che si dimostri con la concretezza delle azioni di voler sostenere una riforma che garantisca la trasparenza e la legalità. Il soroptimino, il nuovo dolce lanciato durante la campagna Violenza contro le donne, cammina. Oggi ha segnato un altro passo, c'è l'intervista allo chef Matina. Sì, un passo avanti, dopo il successo direi che abbiamo ricevuto per questo semplice, dolce ma dal valore inestimabile per la causa per cui è stato creato, devo dire che oggi si mette in cammino, smuove i primi passi e abbiamo fatto una bella presentazione e adesso vedremo dove accompagneremo questi piccoli dolcetti, spero più lungo possibile, spero che siano veramente in tante tavole in parecchie parti del mondo. A Natale comunque il soroptimino si troverà su alcune tavole e vuole anche testimoniare comunque che al di là delle feste la violenza contro le donne è un tema che va ricordato. Un tema che va ricordato principalmente per le feste di Natale, a chi non c'è più per questa causa malvagia e atroce, e questo vuole essere anche un momento di riflessione nelle vostre belle tavole imbandite, assaggiando il nostro piccolo soroptimino, di avere anche una riflessione su questo tema. Bene, passiamo ora la linea alla pubblicità. Convegno di fine anno della Nuova Democrazia Cristiana svoltosi presso l'hotel Villa Romana a Porto Empedocle. Il tema scelto è stato quello della reintroduzione delle province, presenza sul territorio più efficace. Erano sul posto anche i 2 assessori regionali della nuova DC, Albano alla famiglia, Messina agli enti locali e i deputati Pace e Abate. Durante la manifestazione il gruppo della nuova DC di Porto Empedocle ha anche consegnato un buono di 400 euro al presidente Cuffaro per beneficenza verso la popolazione del Burundi per il loro sostegno ai bambini più piccoli. Eravamo sul posto e abbiamo seguito l'evento. Un incontro natalizio si è svolto a Porto Empedocle presso l'hotel Villa Romana organizzato dalla nuova DC. Il tema scelto quello della reintroduzione delle nuove province in Sicilia. Si sono incontrati amministratori locali della nuova DC e hanno dato il suo fattivo contributo gli assessori regionali del partito presenti all'incontro, l'onorevole Nuccio Albano, assessore alla famiglia, Andrea Messina, assessore agli enti locali, gli onorevoli Carmelo Pace, Agrigentino e Ignazio Abate. Ha concluso i lavori il commissario regionale onorevole Salvatore Cuffaro, che nel suo intervento ha ricordato l'iniziativa fatta a suo tempo da Monsignor Perusso per combattere la povertà del periodo, con l'ausilio di tanti giovani democristiani agrigentini del tempo, come gli onorevoli Rubino, Giglia, De Leo, Sinesio, il partito dei cattolici, insomma. Quindi è intervenuto sulla scelta di 2 importanti assessorati, come il lavoro della famiglia e quello degli enti locali, dove per l'appunto dovrà passare la nuova riforma, quella delle nuove province, segno di democrazia. Quindi l'annuncio che si andrà verso una nuova democrazia cristiana unita anche a Roma nelle sue varie anime, come quella di Rotondi e di Cese, e che si correrà anche alle prossime regionali nel Lazio, con Roma tapezzata dei manifesti della Libertas. Presidente, momento di auguri ma anche di prospettiva. Ecco, allora le faccio una domanda. Un anno fa, il Natale scorso, si aspettava questo esploit della democrazia cristiana, della nuova democrazia cristiana? Ma è un momento, perché la squadra che abbiamo fatto sta diventando una famiglia giorno dopo giorno, perché la democrazia cristiana è una famiglia, perché lavoriamo per tenere in piedi i valori che sono fondanti della nostra società e che tra questi valori riteniamo che quello prioritario è il ruolo della famiglia che sia attiva e non una famiglia passiva. Un anno fa, quando abbiamo cominciato, eravamo ricchi di speranza ed eravamo convinti che nel cuore dei siciliani ci fosse un'attenzione particolare per quelli che sono i valori veri, quelli che tengono in piedi la società e che tengono in piedi le istituzioni. Abbiamo avuto ragione, i siciliani ci hanno dato ragione, ci hanno dato
ci hanno fatto fare un risultato importante. Questo risultato avrebbe potuto essere più importante ancora se non ci fosse stata la contestualità delle elezioni nazionali, ma ci è servito a far sì che la Democrazia Cristiana sia rientrata dentro l'istituzione parlamentare della Regione, che aveva creato e aveva contribuito a valorizzare, ma è servito soprattutto a dare un messaggio chiaro ai siciliani. La Democrazia Cristiana adesso c'è e vuole essere il partito di tutti, un partito libero, un partito aperto, un partito plurimo, un partito che ha al cuore la famiglia, le persone, la società e le istituzioni. E credo che questa straordinaria presenza a un convegno che è quello di stasera ne sia la dimostrazione palese. Come inciderete sul governo Schifani? Siete presenti con 2 assessorati, la finanziaria è andata, ci sono delle lamentele che Schifani si è accontentato di 200 milioni dallo Stato italiano quando se ne avanzava molti di più. Ma c'è una finanziaria schietta, perché è la finanziaria che porta il bilancio della Regione a riassettarsi e noi ci stiamo lavorando. Abbiamo 2 assessorati importanti, la famiglia, il lavoro, le politiche attive del lavoro. Gli enti locali è stato un punto di riferimento della Regione per tanti anni, noi l'abbiamo preso perché siamo convinti di rivalorizzarlo e soprattutto di farlo ridiventare il fulcro delle politiche della Regione. Oggi è il fulcro di questa politica, tant'è vero che oggi qui stasera presentiamo il disegno di legge per la ristituzione delle province regionali, che è un tema che abbiamo voluto fortemente come Democrazia Cristiana in campagna elettorale e che è diventato uno dei punti cardine del programma del Presidente Schifani, che noi stiamo aiutando nel suo difficile lavoro di governare questa terra. Le province saranno restituite, noi confidiamo di poter andare al voto direttamente questo giugno con l'elezione diretta del Presidente e con la ricomposizione degli organismi provinciali. Un organo intermedio importante che la follia di chi ha voluto far scomparire ha causato danni, purtroppo speriamo di poter recuperare in tutta la Sicilia. Basta guardare che cosa sono diventate le nostre strade di percorrenza provinciale, che cosa è diventato la valorizzazione dell'ambiente e delle altre cose. Questo permetterà a una nuova classe dirigente di fare da ponte tra il Comune e la Regione, ma soprattutto di far crescere l'idea della democrazia, perché la democrazia non può fermarsi davanti all'idea che possa costare qualche lira in più, cosa che poi non è successo neanche, perché il costo è rimasto ed è venuta bene la partecipazione democratica, la restituzione anche molto merito della nostra volontà. Credo che questo dia un segnale di quanto la Democrazia Cristiana incide in questa tenuta di governo. I prossimi passi? Ma i prossimi passi saranno quello di entrare sempre più come partito a strutturarsi dentro i comuni, di aprire le nostre sezioni perché diventano un punto di dialogo, di rapporto, dove la gente si incontra, dove la gente capisce quali sono le realtà che nei comuni vanno valorizzate. Il prossimo passo ancora sarà il congresso provinciale che ad Agrigento, ma in tutta Sicilia faremo entro fine gennaio. Si farà a febbraio il congresso regionale e il 4 e 5 marzo il congresso nazionale di rilancio. Ho il piacere di annunciare qui stasera che la Democrazia Cristiana col suo simbolo, assieme ad altri pezzi di partiti di ispirazione cristiana, hanno presentato il simbolo dello scudo crociato con la scritta Libertas anche per le elezioni regionali del Lazio. In Europa? L'Europa è un argomento per il quale stiamo lavorando, ci vorrà un partito strutturato a livello nazionale e soprattutto ci vorrà capire come la Democrazia Cristiana di oggi possa contestualizzarsi dentro il Partito Popolare Europeo. Io in questi giorni ho anche sentito il presidente dell'Internazionale Democristiana, che è l'ex premier del Presidente della Repubblica Libanese, col quale ci siamo sentiti, speriamo di averlo in Sicilia nei prossimi mesi. Questo vuol dire che noi stiamo lavorando per una larga area che si rifaccia al Partito Popolare Europeo e che guardi con attenzione ai problemi più difficili dell'Europa, a cominciare dalla guerra in Ucraina a finire alla valorizzazione dell'ambiente.
Ma io ringrazio intanto i parlamentari, i colleghi parlamentari, Andrea Messina, nonché assessore, Nucci Albano, nonché assessore, e il presidente della prima commissione Ignazio Abate, era assente Rosellina Marchetta. Hanno fatto tanta strada per raggiungerci, per scambiare gli auguri di Natale insieme al popolo agrigentino, ma per parlare di alcune tematiche importanti, una fra tutte è il ritorno delle province, il ritorno della democrazia all'interno delle province regionali. L'assessore Messina sta lavorando per un disegno di legge, noi come Parlamento lo stiamo supportando e quindi immaginiamo che da qui a poco in Sicilia si tornerà a votare per le province, per formare una nuova classe dirigente. Speriamo per formare una classe dirigente di Democratici Cristiani, che contiamo di essere il primo partito alle prossime competizioni elettorali per la provincia di Agrigento, ma soprattutto per dare un servizio e un avvicinamento fra le istituzioni e il territorio. La viabilità non fa più manutenzione da quando che sono state chiuse le province, le scuole non hanno più nemmeno, tantissime, non hanno più nemmeno i riscaldamenti o comunque le manutenzioni tardano ad arrivare, non c'è una pianificazione turistica globale, tutto è affidato alle intuizioni dei singoli sindaci e quindi il ritorno alle province è un'esigenza di voler tornare alla democrazia ma di voler amministrare nuovamente il territorio. Oggi è una festa, è la festa della democrazia cristiana, la festa della democrazia cristiana di Totò Cuffaro. Se siamo qua in tanti, se siamo stati eletti 5 parlamentari regionali è perché su questo progetto ha scommesso, ha messo la faccia, ha messo il cuore e lo ha fatto Totò Cuffaro. Adesso noi dobbiamo creare le basi per assecondare il desiderio e il sogno di Totò Cuffaro e creare le basi per fare la democrazia cristiana. Assieme a lui, a fianco sempre a Totò Cuffaro. Assessore, presente qua ad Agrigento a questa convention della democrazia cristiana con un assessorato importante che lei gestisce, con tante emergenze che ha citato nel suo intervento. Condivido che sia un assessorato importante perché è un assessorato col cuore pulsante in quanto arriva a tutti quei soggetti che sono fragili e che hanno bisogno. Ci sono le famiglie, ci sono i disabili, ci sono gli immigrati, ci sono gli anziani, i giovani non inseriti. Mi occuperà, già l'ho fatto, ma mi occuperò in questo 2023 di loro con tanto amore. Spero di ricevere anche tanti contributi, tante riflessioni della comunità per lavorare in squadra. Recentemente l'iniziativa della panchina rossa che lei ha voluto all'interno del suo assessorato e della casella postale per i messaggi anonimi. Questo è un problema annoso che mi ha sensibilizzato molto in questo breve periodo in cui ho lavorato in assessorato, per cui ho voluto creare questo simbolo, proprio l'assessorato della famiglia, per essere un richiamo, per essere un ricordo per quelle donne vittime di violenza. Inoltre la buca che abbiamo installato servirà per chi non ha il coraggio di andare a denunciare, ma anche in forma anonima potrà mettere nella casella che noi abbiamo impiantata o cercarmi, perché io sarò pronta a sostenerle, ad ascoltarle, e poi ci sono veramente nel nostro assessorato tanti fondi economici per poter supportare le necessità delle donne. Anche l'installazione di un pool, lei diceva, un pool specializzato formato da psicologi. Faremo un progetto pilota che sarà un punto di ascolto con un team multidisciplinare, con avvocati, con psicoterapeuti, pedagogisti, psicologi, per poter andare incontro sia alle donne maltrattate ma anche agli uomini maltrattanti, perché logicamente non sono uomini cattivi ma sono uomini malati che hanno necessità di cura, di ascolto e di aiuto. Assessore, presente qua ad Agrigento, momento di auguri ma anche di bilancio, una presenza della democrazia cristiana che incide sul governo regionale. Ecco, parliamo anche della sua esperienza di questi primi mesi come assessore.
Allora, a Agrigento parliamo di Democrazia Cristiana, ma parliamo anche dei primi atti amministrativi che stiamo cercando di produrre all'interno del governo, ma anche dell'Assemblea regionale. Il mio approccio ovviamente è stato più che positivo, ci troviamo anche in un momento dell'anno in cui ovviamente ci sono tantissimi adempimenti di natura finanziaria, sappiamo che siamo stati eletti e proclamati al momento della finanziaria regionale e abbiamo subito raccolto questo obiettivo e già siamo al lavoro e contiamo, se ce la facciamo, forse per il primo anno dopo tantissimo tempo, di approvare il bilancio della regione in tempo utile, non so se entro il 31 dicembre ma sicuramente entro il 15 gennaio. Sull'istituzione delle province? Sulla istituzione delle province stiamo già lavorando, però sappiamo bene che dobbiamo aspettare prima la riforma della legge nazionale. Sappiamo che c'è la legge 56 del 2014 che è una legge economico-finanziaria, che già ci sono diversi disegni di legge depositati che mirano a modificarla. Appena questa sarà modificata noi, e ritengo tutte le altre regioni, ma la Sicilia sicuramente saremo una delle prime regioni che faremo anche il nostro disegno di legge e sicuramente torneremo all'elezione a suffragio universale, elezione diretta, per dirla in poche parole. La situazione del bilancio dei comuni sicuramente non è delle migliori, in questo senso come saranno aiutati i comuni, in particolare quelli che sono in pre-deficit? Allora, diciamo che se torniamo a ripristinare le province, l'obiettivo nostro della Democrazia Cristiana ma anche del governo regionale è quello di decentrare anche alcune funzioni che oggi magari sono della regione o che oggi sono dei comuni, e così magari dare quella mano in più ai comuni. Se togliamo quei servizi che gli procurano oggi più deficit economico, che sappiamo bene che è il ciclo dei rifiuti prima di tutto e quello anche dell'acqua, e dico la verità, in questa nuova ottica delle nuove province stiamo anche pensando ad alcune funzioni che dobbiamo decentrare dalla regione e dai comuni alle province. Noi anche come regione abbiamo già dato anche qualche intervento finanziario straordinario ultimamente, soprattutto per quanto riguarda il caro bollette, il caro energia. Abbiamo distribuito quasi 52 milioni di euro a province e comuni e quindi ogni comune ha avuto una media di 10 euro ad abitante in più, che non erano previsti né nel bilancio della regione neanche nel bilancio dei comuni, ma che è stato, diciamo, un lavoro e uno sforzo dell'ultimo mese e che già siamo riusciti a farlo diventare legge e che i comuni nel giro di qualche settimana riceveranno anche i fondi. Boato all'alba in via Asciuti a Palermo, rapinatori fanno esplodere la cassaforte del supermercato Penny Market, il servizio. Ha sentito qualcosa, signora? Ha avuto paura? Alle 5 di questa mattina un forte boato, si immaginava fosse una bomba, ma non pensavo fosse proprio qua. Cosa ha pensato? Quindi che fosse una bomba, un terremoto, qualcosa? No, ho pensato una bomba mafiosa, ma non ho pensato alla cassaforte. Dall'altro lato, quindi non ho sentito niente. Verso che ora è successo? Ci racconti? Verso le 5 di mattina così. Però ho sentito solo una vibrazione e basta. Siccome da noi passa la ferrovia, ho pensato qualche treno o una piccola scossa di terremoto, solo questo e basta. Poi stamattina ha visto ovviamente tutto il danno. No, veramente sono saliti i carabinieri, mi hanno bussato chiedendomi dell'amministratore, solo questo. Quindi non so più niente. Qualche altro condomino ha sentito il boato? Qualcuno ha sentito il boato, qualcuno però non ci sono tutti usciti già. E qualcuno ha avuto paura, insomma? Certo, si capisce. Così. È stata effettuata nelle scorse ore di festa, giornate segnate in rosso sul calendario, l'autopsia sul corpo di Maria Matuzzo, la giovane palermitana a 29 anni uccisa a coltellate a Marinella di Selinunte, la vigilia di Natale. La donna, una mamma, è stata ritrovata all'interno del suo appartamento in via Cassiopea, nella frazione di Castelvetrano, dove viveva con il compagno Ernesto Favara, e proprio il convivente, 63 anni, ad essere accusato dell'omicidio. L'esame è stato effettuato nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. In base al primo rapporto che segue l'esame cadaverico, l'uomo avrebbe colpito con 12 coltellate all'addome la donna,
A scriverlo nella prima informativa il medico legale, la prima relazione a disposizione della procura di Marsala e degli inquirenti. Altri dettagli sono emersi dalla perlustrazione all'interno della casa che è stata teatro del femminicidio e un coltello da cucina, l'arma con cui l'uomo avrebbe ucciso la giovane donna. Ad accertarlo i carabinieri, che stanno adesso indagando sul delitto. Quando i militari sono arrivati in casa, infatti, l'uomo brandiva ancora il coltello insanguinato. Al termine dell'interrogatorio è stato arrestato con l'accusa di omicidio e condotto così al carcere Pietro Cerulli di Trapani. Gli investigatori adesso stanno cercando di capire il movente. Sembra che i due si fossero separati per l'ennesima volta. La donna, che aveva lasciato casa da qualche giorno, sarebbe rientrata solamente per prendere qualche oggetto personale. In casa in quel momento ha però trovato il marito, con il quale sarebbe scoppiata una lite, forse legata alle figlie, 2 gemelline di appena 4 anni che da 1 anno vivono in una comunità alloggio. A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Castelvetrano e sanitari del 118, ma per la 29enne non c'era più nulla da fare. Alle domande incalzanti del magistrato, l'uomo però accusato dell'omicidio è rimasto in silenzio. Intanto sarà lutto cittadino a Castelvetrano dopo il brutale femminicidio avvenuto a Marinella di Selinunte. A dirlo è il sindaco Enzo Alfano. Lo ha ribadito a TP24, ma ha anche aggiunto: credo che lo proclameremo nella giornata del funerale, a prescindere che questo si svolga qui o a Palermo, la città natale di Maria Matuzzo. La data dovrebbe essere fissata a breve. Il lutto cittadino verrà deliberato dalla giunta come prevede il regolamento comunale. So bene, continua ancora il primo cittadino, che avrà delle conseguenze di tipo economico, come la chiusura delle attività, comprese quelle relative alle festività, come presepi viventi ed altre manifestazioni, ma di fronte ad un avvenimento così turpe è giusto che almeno una giornata sia dedicata alla riflessione. Questo è il secondo femminicidio che avviene durante la mia amministrazione. Fa ancora più impressione il fatto che sia accaduto proprio nella vigilia di Natale ed in una piccola comunità, quella dei pescatori, che sono tutti come una grande famiglia. Nella biografia del profilo social della donna c'era scritto: amo le mie 4 figlie e mio marito Ernesto Favara. Cercheremo di capire quale sia stata la matrice che ha avuto come epilogo la tragedia che si è consumata a Marinella di Selinunte. Così ha detto all'ANSA l'avvocato Margherita Barraco, difensore di Ernesto Favara. La Barraco, che ha avuto mandato proprio dal Favara, ha detto: proveremo a capire se può essere escluso il reato a sfondo passionale o se tutto sia scaturito dalla triste vicenda legata ai figli tolti alla coppia. Resta comunque la gravità del gesto. E tra le notizie sportive, la Fortitudo Moncada ha vinto il derby contro il Trapani portandosi a quota 14. Il prossimo appuntamento sarà il 4 gennaio del nuovo anno contro la Vanoli Cremona. Sentiamo le interviste. La Fortitudo Agrigento conquista il derby contro il Trapani prendendo altri 2 punti. Pochi giorni dopo quelli conquistati contro il Monferrato, un Pala Moncada a dir poco suggestivo, una vera e propria bolgia che ha spinto la squadra dall'inizio alla fine, e questa carica è arrivata ai ragazzi del coach Cagnardi, reduce da 2 vittorie importanti, salendo a quota 14 punti in campionato e in piena zona playoff. Soddisfatto il coach Cagnardi di fine partita e fa i complimenti ai suoi ragazzi e guarda subito alla prossima. Sono molto contento della prestazione di oggi, giocata con molto carattere, ma come sempre dobbiamo pensare partita per partita. La nostra testa deve essere già al 4 gennaio contro la Vanoli Cremona e poi 2 gare decisive in chiave salvezza, una contro il Rieti e l'altra contro i Piuvi Cremona. Si chiude così un anno 2022 intenso, ricco di emozioni, con i tifosi sugli spalti che ancora una volta hanno omaggiato Salvatore Moncada con la promozione in Serie A2, ed è sicuramente un anno che ha cambiato la vita della Fortitudo Agrigento, ma che ha regalato ancora tante gioie nella speranza che il 2023 possa iniziare così come è finito quest'anno. Ale, era un derby e una partita come questa è sempre difficile da affrontare, ma dopo il primo quarto la Fortitudo ha rialzato la testa e ha vinto. 2 partite in casa, 4 punti, molto importante. Si chiude il 2022 comunque in maniera molto positiva. Sì, assolutamente, una partita a cui tenevamo particolarmente,
sia per lo scontro diretto in classifica, sia per il derby, sia per la nostra gente, per l'affluenza che c'era oggi al palazzetto e anche l'imminenza delle feste. È stato sicuramente un inizio difficile anche per merito loro, oltre all'atmosfera del derby, sicuramente, quindi una partita un po' ruvida, però siamo stati bravi a rimanere insieme, a non scollarci, anzi piano piano dalle piccole cose recuperare punto su punto. Credo poi il secondo tempo sia stata la nostra pallacanestro, il nostro ritmo, la nostra fisicità, il condividere il pallone. Sono contento che questa squadra dimostra sempre grande carattere, grande attaccamento alla maglia e la gente lo vede e ce lo trasmette, e ogni volta c'è un protagonista, ogni volta è la squadra che insieme porta a casa il risultato. Quando la Fortitudo prende fiducia dimostra di non essere seconda a nessuno, ma oggi, al di là di questo aspetto, dove è stata più forte? Credo sul tenere, diciamo, la barra dritta andando avanti nella partita, nel senso, nonostante gli errori, nonostante i momenti di difficoltà, noi abbiamo continuato sulle nostre cose, sulle cose che lo staff ci ha chiesto, e quando abbiamo iniziato a farle meglio hanno funzionato e ci hanno portato fiducia. Poi ovviamente quando giochiamo in casa, toccare un pallone, un recupero, sporcare una palla, fare un canestro, tutto ha un peso maggiore, la spinta del pubblico si sente, quando poi andiamo in gas ci sentiamo di poter battere chiunque. Poi il nostro obiettivo anche fuori casa, noi vogliamo essere competitivi, credo che lo stiamo dimostrando, e piano piano ci faremo rispettare sempre di più. Oggi si chiude il 2022, è la prima giornata di ritorno del campionato, possiamo fare un bilancio fin qui? Ma il bilancio, diciamo, parziale, nel senso che è un campionato tosto, un campionato dove tutti possono perdere dappertutto, quindi non possiamo sicuramente mai abbassare la guardia e pensare partita per partita, che è il nostro mood. Sicuramente al momento possiamo essere soddisfatti perché siamo duri, perché siamo una squadra vera, perché è un gruppo che risponde e che le partite le gioca fino in fondo. Poi la soddisfazione per noi, come dire, non è mai abbastanza, nel senso, vogliamo essere ambiziosi, abbiamo degli obiettivi, prima raggiungiamo il nostro obiettivo e prima magari potremmo provare a divertirci. E sempre in tema di sport, il prossimo 30 dicembre alle ore 16 presso la sala stampa dello Stadio Esseneto, il patrono dell'Agragas, Giuseppe Deni, terrà una conferenza stampa tracciando il bilancio sull'attività relativa all'anno 2022 e quella in prospettiva a quella del 2023. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, una buona serata.